Il Veneto si prepara ad affrontare la cosiddetta fase 4 dell'emergenza coronavirus. Non è possibile prevedere se il Covid-19 avrà una recrudescenza in autunno. L'ULSS 3 serenissima traccia il bilancio della ripresa avviata dalla cosiddetta fase 3 nel contrasto al virus, dove già si pensa e si lavora per il prossimo autunno. Ho avuto paura che in Veneto il coronavirus assumesse le proporzioni della Lombardia, il racconto dello pneumologo Andrea Vianello dell'azienda ospedaliera di Padova. I rappresentanti delle maestranze, dello spettacolo e dei lavoratori marittimi manifestano per chiedere diritti e tutele davanti all'unità di crisi della regione. 5 giorni di chiusura per il supermercato del centro commerciale Vittoria di Mira. Non erano state rispettate le distanze tra cassiera e clienti. Camorra in Veneto, oggi seconda udienza in aula bunker. Il tribunale ha ammesso la presenza delle parti civili rigettando le questioni di illegittimità del 146 bis. Coppia di fidanzatini spacciatori smascherati dalla mascherina di lei che non c'era. I 2 giovani fidanzati denunciati dagli agenti della polizia ferroviaria di Mestre. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dai numeri perché è arrivato da pochissimo il report della regione sui contagi da coronavirus, dati ancora una volta incoraggianti, ma non ci sono tutti zeri, mettiamola così. Questa sera c'è un positivo in più a Treviso, registrato a Treviso, 0 a Venezia. I deceduti dall'inizio di questa emergenza sono saliti a 1982, 847 i soggetti ancora in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza 19.217 i contagiati. Quanto ai decessi, ne sono stati registrati 2, uno all'ospedale di Schiavonia in questa giornata e uno invece nel Veronese a Peschiera. Questo per quanto riguarda i numeri. Il Veneto intanto si prepara ad affrontare la cosiddetta fase 4 dell'emergenza coronavirus. Non è possibile attualmente prevedere se il Covid-19 avrà effettivamente una recrudescenza in autunno, ma la Regione metterà in campo tutte le forze sanitarie disponibili per affrontare qualsiasi scenario. Abbiamo chiesto un piano per, la fase 4, come la chiamo io, no? È quella che vi ho definito come lo schieramento dell'artiglieria pesante. Pensate che sarà una fase comunque complicata. Entro il 15 luglio, convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico, il Veneto avrà un piano sanitario ad hoc per prepararsi a qualsiasi evenienza. Se infatti al momento non è possibile prevedere se, come e quanto il Covid-19 potrà avere una seconda ondata quest'autunno, la Regione si prepara comunque ad affrontare i possibili scenari sia nella fase della diagnostica che in quella della cura, attraverso un piano che replicherà come base i numeri portati ai massimi nell'emergenza coronavirus. Se avevamo 1600 posti potenziali di malattie infettive, tornano i 1600 posti di base, i 5 ospedali chiusi ma che sono lì arredati, che basta andare lì e dargli una spolverata, hanno tutti i letti nuovi, i vecchi ospedali riaperti, si riaprono pronti all'uso. Le 400 terapie subintensive del Veneto, anche di più, ci sono le 825 terapie intensive, che poi sono un migliaio, perché vi ho già detto che abbiamo respiratori in magazzino. Noi le attrezziamo. Nel frattempo il Veneto ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione le nuove linee guida regionali per la ripresa delle scuole. In settimana ci sarà un nuovo vertice tra presidenti di regione per fare un ulteriore tagliando alle linee guida, perché, come ha detto Zaia, la fase 2 è in continua evoluzione. L'impressione generale è che comunque il 15 luglio rappresenti la data in cui addirittura potrebbero essere sospese le decretazioni, ma come detto occorrerà sempre mantenere la guardia alta. Questa è la fase, come l'abbiamo definita, della convivenza, no? L'alternativa qual è? Restare tutti chiusi in casa e aspettare che il virus se ne vada da solo, però non siamo nelle condizioni per fare questo, moriremo di crisi isteriche piuttosto che di fame per qualcuno, insomma, o di altri motivi. ULSS 3 serenissima nel contrasto al virus, già pronta ad affrontare dunque il prossimo autunno. Nel frattempo, con l'arrivo dei turisti, la parola d'ordine è: vietato abbassare la guardia. Sicuramente
L'ULSS 3 Serenissima traccia il bilancio della ripresa avviata dalla cosiddetta fase 3 nel contrasto al virus, dove già si pensa e si lavora per la fase del prossimo autunno. Siamo pronti con le terapie intensive, siamo pronti con le terapie semi-intensive e siamo pronti anche con i letti di ricovero in malattie infettive, quindi un piano importante che si stabilizzerà grazie all'esperienza appunto fatta in questi mesi e che si svilupperà una volta appunto che dovesse riprendere l'epidemia. Nell'incontro con la stampa in via Don Tosato anche il dottor Vittorio Selle del Dipartimento Prevenzione, dove proseguono gli screening preventivi. Per quanto riguarda i tamponi, noi abbiamo eseguito finora, dall'inizio dell'epidemia, 82.000 tamponi, siamo vicini agli 83.000. Rappresentano i nostri tamponi circa il 10,6% del totale di tamponi fatti nel Veneto, che sono 803.000 circa ad oggi. Quindi con l'arrivo dei turisti le strategie per cercare di tenere sotto controllo la situazione. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché far ripartire un focolaio e un cluster è una cosa veramente immediata. Per un attimo ho avuto paura che potesse essere una strage, che in Veneto il coronavirus assumesse le proporzioni della Lombardia. Dall'unità di crisi di Marghera, lo pneumologo Andrea Vianello dell'azienda ospedaliera di Padova ha raccontato come il modello Veneto abbia saputo ridurre contagi e decessi. Io veramente mi sono fatto l'idea che poteva essere una strage che con il concorso di tutti è stata evitata. Ripercorrendo le vicende degli ultimi mesi non nasconde i momenti difficili vissuti durante l'emergenza Covid-19. Il dottor Andrea Vianello, pneumologo, membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, nonché direttore dell'unità operativa di fisiopatologia respiratoria all'azienda ospedaliera di Padova. Se non avessimo preso tutti i provvedimenti organizzativi che abbiamo preso, abbiamo rischiato che ci fosse un numero di morti estremamente superiore a quello che abbiamo avuto, ne sono convinto. Quanto superiore, se posso permettere? Guardi, come ho detto prima, a Padova ci sono stati 360 pazienti dimessi con Covid e 60 deceduti. Io penso, vedendo anche le esperienze di altri ospedali, che quel numero di pazienti potrebbe essere stato magari il doppio o il triplo dei decessi. L'emergenza è stata affrontata su 3 piani. Un piano tecnico, sfruttando tutti i dispositivi tecnologici disponibili per curare i pazienti fuori dalle terapie intensive, da riservare solo ai casi molto gravi. Un piano organizzativo, con molta flessibilità e integrazione tra reparti. E un piano umano, non isolando i pazienti dai familiari. Lei per la sua professione naturalmente deve mantenere freddezza e razionalità, ma c'è stato un momento in cui ha avuto paura personalmente? C'è stato solo un breve momento in cui ho avuto paura che la situazione sfuggisse di controllo e che ci trovassimo quindi a vivere delle circostanze simili a quelle che sono state vissute in Lombardia, ma è stato un periodo brevissimo, direi di qualche giorno. Quando? Vorrei dire verso metà marzo. Oggi la situazione è molto diversa, ma l'attività di questi mesi ha contribuito ad una crescita e presa di coscienza che rappresentano un patrimonio spendibile dovesse ancora manifestarsi un'emergenza simile. Alcuni di loro sono senza stipendio da 3 mesi e non hanno ammortizzatori sociali. Davanti alla Protezione Civile regionale hanno manifestato i lavoratori dello spettacolo e del turismo. I rappresentanti delle maestranze dello spettacolo da un lato e dei lavoratori marittimi dall'altro. 2 categorie diverse, ma unite come tante altre dalla crisi provocata dal coronavirus, manifestano davanti alla sede regionale della Protezione Civile di Marghera. Nel caso dei lavoratori dello spettacolo, l'emergenza sanitaria ha portato a galla tematiche più ampie di carattere nazionale, una richiesta forte di diritti e tutele. Che il settore dello spettacolo ha delle criticità sistemiche gravissime e queste criticità sono state evidenziate dalla crisi. Ora bisogna sistemarle, perché nessuno di noi vuole più tornare a lavorare senza la maternità, senza la paternità, senza la malattia, senza vedere riconosciuto lo studio come parte necessaria del lavoro. Ad ascoltarli l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, che propone un incontro con gli assessori competenti. Come i lavoratori dello spettacolo, anche tra i marittimi c'è chi non vede un euro da marzo. Col turismo estero azzerato, a Venezia le prospettive, perlomeno di breve termine, non sono buone e per loro la cassa integrazione in alcuni casi non è mai arrivata, in altri è in scadenza. A noi, come adesso, risposte concrete non ne abbiamo. Tra l'altro
quello che ci indigna di più, a parte il nostro comparto, che è il comparto marittimo, ma ci sono altri comparti turistici a Venezia che sono nella stessa situazione. Noi adesso, come adesso, fino adesso, che eravamo delle persone visibili alla faccia dello Stato, siamo diventate delle persone invisibili e questo ci tocca dal punto morale moltissimo. 5 giorni di chiusura per il supermercato del centro commerciale Vittoria di Mira. Durante un controllo sull'osservanza delle norme anti-Covid da parte della polizia locale a marzo era stato verificato il mancato rispetto della distanza tra clienti e cassiera. Invece del canonico metro, la distanza sarebbe stata di 80 centimetri. Davanti alla cassiera era stato anche installato un plexiglass di protezione. Da ieri mattina il supermercato è stato posto in chiusura provvisoria su disposizione del prefetto di Venezia fino a mercoledì compreso. Vi abbiamo lanciato un sondaggio questa sera, il cui esito, come sempre, riveleremo poi in prima serata nel corso della nostra trasmissione di Politica Ring. Stati generali sono la svolta per riforme profonde? Ci riferiamo naturalmente agli stati generali dell'economia in corso a Roma. Come sempre per il sì dovete digitare 0422 1626 691, per il no 0422 1626 690. Il numero potrebbe risultarvi come occupato, invece il vostro voto sarà comunque registrato e, come detto, poi l'esito nel corso di Ring. Veniamo alla cronaca giudiziaria. Camorra in Veneto, oggi seconda udienza in aula bunker col tribunale che ha sciolto le riserve sull'ammissione delle parti civili al maxi processo, riconoscendo il danno subito anche per la regione del Veneto e la città metropolitana di Venezia. Nel tardo pomeriggio è rigettata la questione di legittimità costituzionale del 146 bis e aperto il dibattimento. Seconda udienza in aula bunker a Mestre per l'ammissione delle parti civili al maxi processo per Camorra in Veneto, con epicentro per oltre 20 anni ad Eraclea. Tribunale che in mattinata ha sciolto le riserve sulla legittimità in aula anche della Regione del Veneto, con la città metropolitana di Venezia e, tra le altre, dell'Associazione Antimafia Libero, riconoscendo per tutte il danno subito. Da qui, sciolto un nodo, si apre un altro varco, quello delle eccezioni formulate dalle difese di alcuni imputati in merito alla legittimità costituzionale del processo, visti appunto gli imputati testimoni accusati con 41 bis e ascoltati a distanza in videoconferenza. Noi riteniamo che la normativa così com'è sia corretta e che quindi debba procedere il processo così come incardinato. Di diverso avviso i legali del presunto boss del clan dei Casalesi, Luciano Donadio, e dei suoi figli Claudio e Adriano. Affrontare un processo come questo, dove il nostro assistito principale, Luciano Donadio, è accusato di 62 capri imputazione, dà la misura di quelle che possono essere difficoltà ad affrontarlo a distanza, tra l'altro una distanza notevole. Stiamo parlando che è detenuto al carcere di Nuoro, dove, a parte la emergenza sanitaria recente, è ancora in atto, le difficoltà di raggiungere un carcere così lontano sono notorie. È solo una delle difficoltà che abbiamo esposto al Tribunale per ottenere la presenza di Luciano Donadio in aula, perché il suo intervento sia concreto, efficace, e con il suo anche il nostro, che non può prescindere dalla vicinanza con il nostro assistito e il suo contributo nella ricostruzione di una linea difensiva che sia concreta. A Mestre la polizia ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un italiano di 32 anni e un moldavo di 30. Per incontrare i propri clienti, i due fingevano di pescare al torrente del Bosco dell'Osellino. Nell'operazione sono stati sequestrati 60 grammi di eroina, 10 di cocaina, circa 1.000 euro e diversi attrezzi necessari allo spaccio, tra cui alla suddivisione delle dosi, tra cui un bilancino. All'arrivo dei vigili del fuoco l'automobile era completamente avvolta dalle fiamme ed è stato necessario l'uso della schiuma per spegnere il fuoco che l'ha completamente bruciata. L'auto alimentata nella fattispecie a gasolio. Le cause di probabile natura elettrica del rogo di una vettura avvenuto intorno a mezzogiorno in via Dante Alighieri a Stra sono ora al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza, nessuna persona è rimasta ferita.
Gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato invece 2 giovani fidanzati che trasportavano negli zaini vari involucri risultati essere dosi di sostanza stupefacente, per un totale di circa 140 grammi, diversa per peso e tipologia. La coppia era stata fermata in stazione a Mestre perché lei non indossava la mascherina chirurgica e questo è stato evidentemente l'elemento che li ha traditi. Cambiamo decisamente pagina. Dopo aver intrattenuto oltre 700.000 spettatori virtuali con una stagione sul sofà durante il lockdown, il Teatro Stabile del Veneto è ripartito con gli spettacoli dal vivo e all'aperto da oggi, con 4 appuntamenti in simultanea nelle piazze di Padova, Treviso, Venezia e Verona. Si aspettava qualcos'altro, ecco qui in invece corso da abbiamo fatto una Campo cosa San Polo apposta. lo spettacolo di Carlo e Giorgio. Sentiamone uno spezzone. Va detto che noi, tutto il nostro gruppo di lavoro ha elaborato questo prodotto, questa proposta, ma la proposta non è nostra, è stata un'intuizione del nostro grandissimo amico nonché collaboratore Paolo Lunetta. Un applauso. Grazie. Da un'idea sua. E in tutti questi ringraziamenti ci sentiamo di dire anche una cosa, che oggi è un simbolo di apertura, questa serata qua di riapertura, però non si sa come si evolverà la situazione. Infatti intanto drammatizziamo un attimo, cioè nel senso che innanzitutto, per salutare e ringraziare ancora lo Stabile, resta in piedi un nostro progetto che si chiama Teatro da Sport, per cui una volta al mese, il prossimo appuntamento sarà dal 1 luglio al 5 luglio, trasmetteremo uno spettacolo nostro su YouTube, per cui noi cerchiamo di darvi comunque qualcosa, sappiamo che questo è gradito, per cui per tutta l'estate noi offriremo degli spettacoli su YouTube. Questo per dire cosa? Per dire che cosa? Che oggi si festeggia la riapertura dei teatri. Il teatro che cerca di riorganizzarsi festeggia il ritorno nelle piazze, lo avete sentito da Carlo e Giorgio. Tra l'altro per Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, questa doveva essere proprio un segnale di riapertura delle città, non solo dei teatri, no? E malgrado la pioggia avete visto tanti in Campo San Polo a Venezia a assistere a questo spettacolo, che era comunque visibile anche via web. Vi ricordo, come accennato poco fa, che dalle 21:15, come ogni lunedì, torna l'attualità politica di Ring. In prima serata su Antenna 3 in studio Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del PD, Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, e senatore Massimo Candura della Lega. Dalle 21:50 anche padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio. In conclusione vi ricordo ancora di continuare a inviarci il materiale per bimbi in TV. Vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 1755 340 non semplici foto ma dei brevi video realizzati possibilmente con lo smartphone in orizzontale, storie, giochi e passatempi dei bimbi che stanno davvero contribuendo a ridare energia a tutti noi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Permane una certa instabilità sul nostro territorio. Martedì 16 giugno il tempo sarà ancora piuttosto variabile, ma vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto un po' su tutti i settori. Al mattino avremo qualche piovasco sulle aree costiere e sui rilievi. Al pomeriggio rovesci, specie sulle aree montane e pedemontane della nostra regione, localmente saranno possibili fin verso le zone limitrofe. Temperature minime fino a 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, tempo variabile anche qui con molte nubi e con qualche pioggia sui settori montuosi. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse, tuttavia saranno in cessazione durante la nottata.
Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci al prossimo aggiornamento.